L'assegno di cura è una forma di intervento finanziario e monetario a supporto delle famiglie a più basso reddito che ospitano al loro interno persone non autosufficienti, evitando di portarle alle case di riposo. È una forma di sostegno importante che negli ultimi anni abbiamo fatto sì sia per quanto l'importo raddoppiato dai 30 ai 60 ormai milioni di euro e riguarda oltre 25.000 famiglie del Veneto ed è una forma di sostegno appunto per quelle famiglie a basso reddito e rientra tra quelle altre tipologie di sostegno che la Regione negli ultimi anni sta rafforzando per far sì appunto che le persone non autosufficienti rimangano il più possibile presso il proprio domicilio. Altre forme di sostegno sono date dall'assistenza domiciliare, la domiciliare integrata, cioè un'assistenza domiciliare non solo di carattere sociale ma anche di carattere sanitario, portata a domicilio, lo sviluppo della rete dei centri diurni, cioè dei luoghi spesso presso case di riposo dove le persone anziane non autosufficienti durante il giorno possono rimanere in un luogo diciamo protetto per poi rincasare alla sera, i sistemi di servizio di sollievo e tra questi rientrano appunto le strutture residenziali che mettono a disposizione degli spazi per sollevare temporaneamente la famiglia che ospita una persona, un congiunto non autosufficiente, temporaneamente per poi permettere il rientro sempre a casa. Tutto viene fatto in funzione appunto del rafforzare il supporto alla permanenza a domicilio. Oltre a questo abbiamo anche poi i servizi di telesoccorso, di teleintervento, di cui appunto la Regione Veneto è prima in Italia in quanto a utenti assistiti, oltre 25.000 utenti che ricevono ogni giorno una telefonata a casa che permette all'anziano non autosufficiente di sentirsi più vicino, più protetto, più tutelato.